Grazie Presidente per annunciare il voto contrario, perché dietro questo disegno di legge, all'insegna dell'innovazione, si nasconde il lupo vestito d'agnello. Sostanzialmente questa Giunta procede sulla scia delle dichiarazioni programmatiche fatte dal Presidente Cappellacci, che esaltò la ripresa dell'edilizia in Sardegna come volano di sviluppo dell'economia sarda. Ma dopo il lungo e mortificante dibattito che si è svolto in quest'Aula proprio sul piano casa, per il quale io votai contro, coerentemente con quella linea io oggi boccio questa proposta di legge. Io auspico che tutto il sistema politico sardo, una volta per tutte, apra un dibattito serio e responsabile sulla drammatica crisi occupazionale che attanaglia il popolo sardo. Bisogna trovare soluzioni concrete per dare ai sardi lavoro pulito e non l'ennesimo inganno per privilegiare i sammigus, quelli del profitto del mattone, che esercitano il pressing abbastanza comprensibile per avviare, su questioni di debiti in qualche modo, per avviare il business dell'edilizia residenziale, mentre stranamente per i senza casa non arriva proprio da questo sistema politico alcun piano, non arriva nessuna proposta, neppure il minimo segnale di riflessione. Per cui ovviamente ci troviamo di fronte ad una chiara forzatura che nulla ha a che vedere con la necessità di sostenere e potenziare le attività produttive. Grazie.